lui è per lì. Chiaro, faglielo anche a lui. Ma no, più staff mondo faglielo anche al cineoperatore là dietro per piacere. Dai che dopo ci vediamo. Dai. L'accento di merda, com'è? Fai vedere il libro. È molto arrotato. Cioè, qua, chi si siede, c'è voglia di sedersi. Italia no, ma è italiano. Dai, Non è tipo, che ne so, elettrostatica. Elettrostatica. 5 minuti o tanto non le stemmo. Siamo pieni. Cominciamo? Cominciamo. Allora, cominciamo la presentazione del libro La volta in cui dissi che l'India è una merda di Cristiano Brion, il Brione nazionale. Allora, il titolo è evidentemente una provocazione, contiene una parolaccia abbastanza forte, mi pare evidente. India. No, Brione. Sottotitolo: Le camere d'albergo hanno anche il campanello. Allora, abbiamo con noi l'autore. Buonasera a del tutti. libro. Ciao. Ciao. Cristiano, salutiamo tutti. Ciao a tutti. Applausi. Allora, cominciamo dall'inizio. Caro Cristiano, Dimmi. come ti senti a sapere che alla tua prima presentazione c'è più gente di quando presento un libro io? Quando sono entrato, ho visto tutta sta gente, ho pensato proprio a questa cosa e ho detto Alessandro sarà contento e felice. No, effettivamente siamo in tanti oggi. Allora, come nasce l'idea di scrivere Un un libro? Allora, l'idea nasce da lontano, nasce dalla passione per la lettura che mi ha trasmesso mia madre. Nel corso del tempo ho provato più volte a scrivere qualcosa, perché ho detto la passione per la lettura mi porta all'idea di voler scrivere qualcosa. Ci ho provato, ma ogni volta mi ritrovavo a rileggere qualcosa che avevo inevitabilmente già letto e quindi regolarmente cestinavo quello che avevo scritto. Poi, in tempi non sospetti, ovvero prima dell'istituzione del premio Prunola, nasce un gruppo su Facebook, creato dal qui presente. Il gruppo si chiama Panna con la penna, dove l'amministratore inviva dei piccoli micro concorsi letterari, fruibili sul mezzo telefonico, quindi pochi caratteri e con un argomento ben preciso. Lì ho cominciato a scrivere, e allora scrivi una volta, scrivi due, scrivi tre, è tornata la passione per la scrittura perché il sogno l'avevo riposto nel cassetto e a quel punto mi è balenata l'idea di scrivere questo libro che poi ha avuto la sua storia. Ho cominciato a scriverlo e poi a ottobre, se non ricordo male, dell'anno scorso esce questo primo premio letterario di Castelfranco Veneto, il premio Prunola, di cui poi magari Alessandro vi dirà di più, che è stata la motivazione che mi ha spinto ad arrivare a consegnare il manoscritto. Cioè io mi sono riproposto, ho detto il 15 gennaio c'è la consegna, io entro il 15 gennaio devo scrivere questa cosa e sono arrivato al libro che adesso stiamo presentando, quindi la sua gestazione insomma, arriva dal passato, però insomma, trova molte... Siamo arrivati, dai. Siamo arrivati. Allora, il discorso sì, micro racconti su internet. Sapete che l'anno scorso abbiamo messo in piedi questa prima edizione del premio letterario Prunola, è appena uscito il bando del secondo per il 2017, sono già arrivati i nuovi libri e Cristiano è andato direttamente in finale. Ora la giuria era composta da gente che Cristiano non lo conosceva, tant'è che io non ero in giuria tra l'altro.
Quindi il suo libro è stato preso in mezzo a, non dico quanti, troppi libri, è finito tra i 10 finalisti. C'era, ovviamente da autori castellani ce n'erano diversi, lui è stato quello che è arrivato, è stato uno dei più apprezzati in assoluto. Il libro non ha vinto, è sostanzialmente arrivato secondo. Era previsto solo il primo premio con menzioni d'onore e quindi il libro è diventato menzione d'onore del premio Pronola, è anche sulla quarta di copertina questa cosa, e quindi eccoci qua a parlarne. Quando lui non sapeva niente fino al momento della serata finale, quindi luci spente, la lettrice, peraltro Maria Gomierato, che è stata bravissima, è stata gentilissima a prestarsi, legge un passo senza dire di chi è il libro, né il titolo né niente, e il passo era del nostro buon Brion. Il libro all'epoca si intitolava Un insolito viaggio. Ecco, come mai avevi scelto un insolito viaggio? Allora, la storia del titolo. Il libro si presenta al Prunola con questo titolo, Un insolito viaggio, poi ne segue il secondo premio, arriviamo alla pubblicazione. L'editore, Andrea Tralli, che è qui presente, che è quel signore col punto rosso che sta riprendendo, mi dice: guarda, secondo me questo titolo è poco accattivante, coinvolgerà poco i lettori. E vabbè, proviamo a pensare a un titolo diverso. Lui mi fa una serie di proposte, io gli faccio una serie di proposte, e poi la sua proposta del titolo che poi ha assunto il libro è quella che ha preso piede. Devo essere sincero che inizialmente io avevo qualche perplessità legata in particolare alla parolaccia presente nel titolo, ma lì il buon Andrea mi ha presentato il giorno dopo, che io gli avevo fatto presente le mie perplessità, mi ha presentato una lista di libri in cui c'è la parola merda nel titolo, e a quel punto ho cominciato a convincermi che probabilmente poteva essere il titolo giusto. Ma oltre a questo, oltre alla perplessità legata alla parola, la frase racchiude perfettamente il senso del libro. Quindi, cioè, la volta in cui dissi che l'India è una merda non è un dire ovviamente l'India è così, è un maledetta quella volta che dissi quella cosa, e quindi rappresentando perfettamente il pensiero non solo il pensiero di Giacomo, ma anche il modo in cui io mi ero approcciato a scrivere questo libro, abbiamo scelto questo titolo con il sottotitolo legato alle camere d'albergo che hanno anche il campanello. Giacomo chi è? Giacomo è Giacomo Passalacqua ed è il protagonista del libro qui presente. Eccolo qua. Intanto io cercavo esattamente questo passo, io il libro lo so a memoria perché a me piace un casino. E quindi infatti, oh mio Dio, in India che sogno, quanto mi piacerebbe visitare quel misterioso paese. Ma dimmi, com'è l'India? Una merda, rispondo sprezzante. Allora, questo che ha appena letto Alessandro è un fatto realmente accaduto, ovvero quando l'azienda per cui lavoro ha cominciato ad andare in India, un collega, che è stato il primo a recarsi in India, al ritorno partecipa a una festa e viene circondato da delle persone che gli dicono: ah, l'India è paese, luogo mistico, luogo fantastico, luogo eccezionale, ma dici com'è l'India? Tutte oranti. E lui ha fatto questa pausa e gli ha detto: una merda. E quindi da qua nasce la frase, nasce il libro e tutto il resto. Ascolta, tu sei stato in India più di una volta. Certo. Nuova Delhi. Io sono stato in India 3 volte, sono stato a Nuova Delhi, sono stato a Trivandrum che è nel sud dell'India, e sono stato ad Hyderabad che è nella parte centrale. Tu come la vedi l'India? Allora, ne parlavo anche col signore di prima che ha acquistato il libro proprio prima di partire, spero domani non decida di cambiare idea. No, allora, il mio rapporto con l'India è un rapporto contrastato, è un paese di grandissimi contrasti. Si arriva
si ha un'immagine di un paese che ha determinate caratteristiche, poi quando ci si addentra si trovano i più grandi contrasti di tipo sociale che uno possa mai immaginare di trovare. E vi faccio alcuni esempi. Lungo l'autostrada per chilometri ci sono persone che dormono sul ciglio della strada, ma non lungo una strada normale in città, lungo l'autostrada. I paria, che io nomino nel libro, che sono la casta più bassa possibile della società indiana, che sono considerati intoccabili, vivono per la strada e per la strada fanno tutto quello che riguarda la loro vita, e per un occidentale è qualcosa di veramente complicato da accettare. Io personalmente non ho un grande rapporto con gli indiani, a parte alcuni colleghi che adesso lavorano con me, perché sono persone estremamente diffidenti ed è difficile rapportarsi con loro, soprattutto per lavoro. Arrivano a chiederti 10 volte la stessa cosa per vedere se tu gli dai 10 volte la stessa risposta, e questo è abbastanza impegnativo da affrontare. Quindi è un rapporto, diciamo così, di amore e odio, che ho, ovviamente nello scrivere il libro ha prevalso l'odio da parte di Giacomo, che Giacomo passa l'acqua, ci va pesante, perché Giacomo... Assolutamente. Quanto c'è di te in Giacomo? Cioè, quali sono gli aspetti su cui l'ha pensata allo stesso modo e dov'è che cominciate ad allontanare? Diciamo questo, io e Giacomo in qualche modo ci assomigliamo, in particolare nel difficile rapporto con l'India, nell'essere un po' disincantati di fronte a molte situazioni. Io per esempio, a differenza di Giacomo, che scopre da un giorno all'altro di ricordarsi perfettamente i sogni che fa, io i sogni non me li ricordo assolutamente, si dissolvono nell'ambito di pochi minuti dopo il risveglio, quindi questo mi differenzia totalmente da Giacomo. Non ho ovviamente nei confronti dei popoli che incontro nell'arco dei miei viaggi l'odio sfrenato che ha lui nei confronti di determinate situazioni, anche se vi posso dire, per esempio, solo un esempio legato al cibo, cioè io adoro e amo il cibo italiano e sono legato alla gastronomia italiana, quindi arrivare in un paese come l'India, dove la gastronomia è agli antipodi rispetto alla nostra, per me è difficile e complicato, però ovviamente mi adeguo e non ho le reazioni che lui ha in determinate situazioni. C'è molto in Giacomo della parte diciamo così logistica, quindi tutto quello che riguarda i dettagli dei viaggi, l'aereo, gli alberghi che hanno il campanello, quelle sono realtà. Anche l'episodio, cioè lui si scaglia contro questi camerieri che suonano il campanello e ammiccano nei suoi confronti. Questo è reale, cioè è successo assolutamente, cioè suonano il campanello e non ti offrono solo servizi legati alla camera, ma anche dell'altro, e ovviamente io chiudevo gentilmente la porta, non li mandavo dove li mandava Giacomo. Risponde in maniera abbastanza. Una cosa che non abbiamo detto effettivamente è che sia Giacomo sia Cristiano per lavoro viaggiano tantissimo. Cristiano fa un lavoro che lo porta a visitare tantissimi paesi stranieri. Sei appena stato in Danimarca l'ultima volta? Sì, l'ultimo viaggio è in Danimarca. Insomma. Un giorno lo chiami e dici guarda, sono in Danimarca, il giorno dopo lo chiami, sono in Tanzania, eccetera, eccetera. Giappone e via discorrendo. Ecco, con le camere d'albergo col campanello. Assolutamente. Per quanto riguarda i sogni, allora, tutto il libro, lo dico io, tutto il libro gioca molto sull'aspetto realtà e sogno. Ci sono dei momenti in cui le due cose si fondono proprio. Ci vuoi parlare del rapporto tra realtà e sogno, di come si sviluppa questa cosa? Allora, quando
ho cominciato a scrivere il libro, oltre ad avere un'idea su cosa scrivere, il mio intento principale era quello di portare il lettore a trovarsi in confusione. Può sembrare strano, però per me il lettore doveva finire il libro e domandarsi: ma tutto quello che ha vissuto Giacomo è realtà o fantasia? Questo era lo scopo principale, e quindi ho cercato di sviluppare la storia proprio con questo intento in particolare. E questo deriva da cosa? Deriva da una mia passione per una certa parte della letteratura che sviluppa in maniera assolutamente importante il lato fantastico, ma anche il cinema. E vi faccio solo un nome e un titolo: Inception di Christopher Nolan. È un film tutto basato su questo aspetto che va tra realtà e fantasia, e a metà del film uno non riesce assolutamente più a capire se siamo esattamente nella realtà che il film sta proponendo o in un aspetto onirico e fantastico. Quindi questa è l'idea che proprio arriva addirittura prima di Giacomo Passalacqua. Volevo scrivere qualcosa che portasse a questo percorso il lettore, e spero in qualche modo di esserci riuscito, cercando sempre di proporre situazioni che potessero sembrare reali, ma da lasciare il dubbio se effettivamente fossero o meno reali. Questo era l'obiettivo, e questo è quello che mi ha portato anche alla fine del libro, insomma. Attenzione però, perché effettivamente il libro si sviluppa in questo modo. Si potrebbe pensare che il libro sia una serie di immagini, come dire, oniriche, ma un lavoro di immaginazione, significati, descrizioni e via dicendo. Non è così. Il libro è una valanga. Succede di tutto. Si va avanti senza fiato. Facendo il paragone coi film, lui diceva Inception, io non so se avete visto Crank. Crank è un film d'azione, non è un capolavoro, non è, ma la cosa bella di Crank è che dura un'ora e mezza, sembra sia passati 10 minuti, perché finito il film. E questo libro è la stessa cosa, cominci e non ti molla più. Io la prima volta l'ho letto in una soluzione unica, una mattina ho cominciato a leggerlo, me lo sono bevuto tutto. La terza volta che l'ho letto, che è stato 2 settimane fa, idem, viaggio in treno, che poi tra l'altro ci sta benissimo, perché da un viaggiatore a un viaggiatore io credo sia perfetta questa cosa. Cioè una persona che viaggia, si trova in mano questo libricino, se lo legge tutto d'un fiato, mentre sta facendo il viaggio in treno piuttosto che in aereo e via dicendo. C'è una sequenza di azioni, una sequenza di fatti che ti prende sotto. È come stare sotto la valanga, sotto i massi che ti papà, altro che indiani. Ecco. Tanto è vero che il libro non ha i capitoli. Non ha i capitoli. Sta storia dei capitoli? Allora, quando ho incominciato a scriverlo ho pensato, ma divido in capitoli o no? Non aveva, secondo me, almeno secondo il mio parere personale, non aveva senso dividerlo in capitoli, perché io già sapevo che non sarebbe venuto fuori un tomo da 500 pagine, quindi ho detto l'azione deve svolgersi in un unico fiato, e quindi ci sono ovviamente delle pause legate alla narrazione, però non ci sono capitoli, l'azione inizia e a un certo punto finisce, anche perché questo meccanismo di cercare di far immedesimare il lettore tra realtà e sogno, secondo me non poteva essere svolto in capitoli, perché avrebbe creato una separazione che non c'è in realtà nel corso della storia, e quindi non ha i capitoli, questo è evidente. Sì.
Allora, una valanga che non si ferma mai. Questo è quello che penso io del libro. Chi l'ha letto cosa ti dice? Allora, questa è stata oltre alla grande soddisfazione di arrivare a pubblicare un libro, ovviamente, quindi di realizzare un sogno della mia vita, c'è anche il dopo. Quindi io devo ancora incontrare qualcuno che mi ferma, ovviamente non è che mi fermano per la strada per chiedermi del libro, ma qualcuno che l'ha letto, che mi dice, parafrasando il titolo del libro, guarda, il tuo libro è proprio una merda. Questo non è ancora successo. E devo dire di più. Ci sono state delle persone che mi hanno detto: guarda, io ultimamente ho letto parecchi libri, ma uno scritto bene come il tuo era un po' che non lo leggevo. E poi un'altra persona, che purtroppo stasera non è presente, mi ha fatto un commento che ho dovuto scrivermi perché ha un suo significato. Mi ha detto: scrivi in maniera straordinaria, l'onirico felliniano ti viene naturale. Cioè, complimenti che sinceramente non mi aspettavo, ovviamente, nel momento in cui ho cominciato a scrivere. E quindi devo dire solo ed esclusivamente soddisfazioni finora. Sì, allora, in effetti è un libro diverso. Cioè, dopo lo sfoglierete, ve lo porterete a casa, oppure chi l'ha letto può dire la sua, ma è un libro diverso rispetto a quello che leggiamo normalmente. Teoricamente potrebbe anche non piacere, però piace a tutti, è una cosa incredibile, perché io, almeno tutte le persone a cui l'ho fatto leggere, sono rimasti basiti. È un po' come un pugno in faccia, fa male, ma non è che possiamo stare qui a discutere sì, no, beh, no, forse non l'ho sentito. No, l'hai sentito tutto. Ed è una cosa di cui avevamo bisogno. Cioè, noi quando l'abbiamo letto il Prunella siamo rimasti sconvolti, ma siamo rimasti veramente colpiti, ma la giuria in toto è rimasta molto colpita, tant'è vero che appunto ha fatto sto salto e è finito direttamente in finale. Giuria del premio Prunella, di cui tra l'altro quest'anno farà parte anche Cristiano Brion, non so se lo conoscete, è questo qui. Sì. Ti garba. Assolutamente, è stata l'ennesimo momento di soddisfazione. Mi è stato proposto di partecipare, di far parte della giuria del Prunella. Ovviamente spero di essere all'altezza e ringrazio di questo onere e onore che mi è stato proposto. Ascolta, ok, il libro direi che l'abbiamo sviscerato. Vorresti leggere un passo del libro? Volentieri. Cosa ti piacerebbe leggere? Guarda. Te lo apro io? Dimmi dove io te lo apro preciso. Preciso per caso. Nel frattempo io vi ricordo gli indiani che hanno il centro rotato. Suono il campanello? Dice che lo pongo? Dice no? Allora, passo la mattina a gestire l'appuntamento successivo, a quello con l'inglese, e a strofinare ghiaccio e cicatrizzanti sulle ferite. Dopo quell'ultimo appuntamento, finalmente potrò fuggire dall'India. Mi preparo, mi vesto tutto di bianco, sembro un incrocio tra un cameriere e Paolo Poli, ma è noto che il bianco respinge le zanzare, e di zanzare in India ce ne sono a frotte e non tutte proprio simpatiche. La mia faccia è leggermente migliorata, ma lungo il tragitto penso alla più banale delle scuse: sono scivolato in bagno. L'inglese mi accoglie trionfalmente, facendomi i complimenti per la mise, da cui capisco sempre più che di moda non ne capiscono un cazzo gli anglosassoni. Non dice una parola sulla mia faccia, ci resto quasi male. Il locale, nonostante sia l'ora di pranzo, trabocca di gente, indiani ricchi, turisti, uomini d'affari e soprattutto una ricca collezione di mignotte di tutte le razze e forse di tutti i sessi. Ci sediamo a un tavolo appartato e ordiniamo una bottiglia di champagne per festeggiare il nostro affare.
L'inglese è accompagnato da una delle suddette bagasce, nell'aspetto del tutto simile alla sua segretaria, se non fosse per le tette di misura doppia. Tette a parte, non rientra tra i miei gusti, ma ha le gambe più lunghe e il culo più alto che abbia mai visto. Chiacchiere di ordinanza, sto per salutarlo, ma decido che devo andare in bagno, così per guardarmi attorno un po' in quel luogo di perdizione. Come molti ambienti in India, il luogo sa di muffa e curry. Mi dirigo verso il cesso con calma, guardandomi intorno. Esco dal cesso e letteralmente un cameriere si schianta su di me con un vassoio di Cuba Libre in mano. Prendo la cosa con nonchalance, a parte due indiani idioti che ridono e ammiccano, a cui auguro di finire sotto un treno in corsa. Arrivo dall'inglese, gli spiego brevemente l'accaduto e prendo congedo da quel luogo e dal mio primo cliente. Ecco, allora, il libro è così, è continuamente così. ritmato, e voi, se noi stiamo qui un'ora, è un'ora che tu sei... E adesso. Dopo, un'ultima considerazione mia che trovate anche nella presentazione del libro. Una cosa bellissima di questo libro è che voi non sapete cosa accadrà nella prossima pagina. Cioè, soprattutto il lettore seriale, quello che mantiene librerie, libri su libri, alla fine del primo capitolo ti sa già dire chi è l'assassino, perché, per come, chi rimarrà incinta, tra chi dei due si sviluppa la storia d'amore, soprattutto su un libro horror sui vampiri c'è la storia d'amore. Ecco. Qui no, qui non sai, non hai la minima idea. Adesso la prossima pagina potrebbe crollare un palazzo, come viene giù l'aereo, come morire tutti, come ricominciare da capo, non si sa. E questo è uno forse è l'aspetto secondo me migliore del libro. Progetti futuri? Progetti futuri, oltre a per parte della Giulia del Prunola, allora, insieme a altri grandi scrittori, esatto, che indegnamente accompagnerò nel percorso. Allora, preso da entusiasmo, ovviamente, dopo la pubblicazione del libro ho ricominciato subito a scrivere. Avevo una mezza idea che però è rimasta tale, è rimasta una mezza idea, e quindi dopo essere arrivato ad un certo punto ho detto lasciamo perdere perché non andiamo da nessuna parte. Sono passati 2 o 3 mesi e diciamo che Giacomo Passalacqua è riemerso da dove era rimasto in spiaggia, e quindi adesso l'idea non è più una mezza idea, è un'idea compiuta, e quindi credo che darò un seguito alle avventure di Giacomo in un altro continente, in un altro modo, però mantenendo il fil rouge dei sogni. Questo sarà qualcosa che accompagnerà ancora Giacomo, sarà meno pressante, però lo accompagnerà ancora, quindi si continua a scrivere. Ecco, o lo troverete nel reparto romanzi oppure nel reparto viaggi, Esatto. Romanzi di viaggio. Che gli è successo? No, questo è successo realmente perché sono entrato in una libreria concorrente, anche se lui viene sempre qua, però quel giorno esatto, entro in una libreria concorrente e mi dicono no, ma guarda che il tuo libro c'è, vai a vedere giù nel settore viaggi, e lo trovo tra Walter Bonatti e Reinhold Messner. È stato ulteriore motivo di soddisfazione, anche se non c'entra niente con le avventure di Bonatti e Messner, ma però, insomma, considerarlo un libro di viaggio mi fa molto piacere, insomma. Ecco, bene, allora io direi che la panoramica è fatta. Se qualcuno ha qualche domanda, Volentieri. è qui. Io. Vai, il signore quello brutto. faccia. Sì. Volevo chiederti, qual è il tuo rapporto con gli allucinogeni? Dopo aver letto questo libro, perché è veramente... Ah, guarda, ti posso dire che È una cosa positiva, nel senso che... è puramente frutto della mia fantasia, nel senso, a parte, vabbè, dire, non perché ci sono i miei genitori presenti, ma non ho mai fatto uso di qualsiasi tipo di sostanza, è la fantasia che mi ha portato a questo, che
posso immaginare che in qualche lettore possa dire ma questo di cosa si è fatto per poter arrivare a scrivere così, però ripeto, frutto assoluto della fantasia. La seconda domanda, ti è mai capitato di essere abbandonato da un taxi a 10 km dal centro? Beh, abbandonato da un taxi a 10 km dal centro no, ma di arrivare in un posto e avere difficoltà a capire dove dover andare, quello sì, assolutamente. Okay. Ma arrivare in un posto e avere difficoltà a capire nel posto in cui si è. E faccio un esempio, arrivo in Chad anni fa e c'è l'invasione delle cavallette. Che hai raccontato? Ma quelle locuste? Le locuste. Sì, l'ha raccontato. L'aereo io rimonto in aereo. Allora, l'aereo si avvicina alla pista e la sensazione guardando la pista è che la pista si muova. L'aereo a terra, scendiamo dalla scaletta, l'aereo calpesta 1 miliardo di cavallette, però le locuste coprivano completamente la pista e quindi vi assicuro che non è stata un'esperienza molto brillante. Ovviamente le locuste avevano invaso anche l'interno dell'aeroporto, le hostess, sì, ma non dovete pensare agli aeroporti di determinati paesi come ai nostri. E quindi erano anche all'interno. Io ricordo sempre le urla delle hostess dell'Air France che sicuramente avevano già visto situazioni del genere, ma sono entrati in aeroporto urlando dal ribrezzo e dalla... assolutamente. Sì, perché sono delle bestie antediluviane poi. Sì. Quindi... Però questo non è tutto fantasia, c'è qualcosa detto lì. no, assolutamente c'è. Allora io non so se tu hai visto il mio commento al libro. Sì, l'ho visto e è stato molto bello. Perché è un po' difficile dare l'idea di un libro su un post-it, quindi devi trovare un po' le parole. Certo. Ma ho detto quello che a me ha lasciato, no? Cioè il fatto, tu parli di sogni, più che sogni sono incubi secondo me, perché c'è un po' questa accelerazione del battito continuo, no? Nella persona e quindi anche nel tuo. E invece poi chiudi il tutto che è un po' il realizzare i sogni, no? Cioè il sogno che diventa incubo ma che poi resta un sogno e si realizza. Certo. Quindi mi ha sorpreso da questo punto di vista. E Diciamo che il finale è l'unica parte del libro che ho riscritto più volte. È assolutamente imprevedibile il finale. Stavo per dire che il finale è... Assolutamente No, è imprevedibile. impossibile, è una cosa che nessuno... No, possibile. non l'avrei mai detto. L'ho riscritto più volte perché volevo che il finale, al di là dell'imprevedibilità a cui non ho pensato scrivendolo, il mio intento con il finale era che fosse il più aperto possibile, che lasciasse al lettore la possibilità di decidere cosa ne era di Giacomo. Questo era il mio intento. Poi se l'avete trovato imprevedibile mi fa piacere, ma ripeto, non è stato scritto con questo scopo, ma sono assolutamente contento che sia così, perché se è imprevedibile si accompagna a tutto il resto. Assolutamente chiude bene. E dopo mi è piaciuto un po' l'aspetto paranoico delle persone che sono in viaggio, e allora mi sono un po' riconosciuta. Io viaggio per diletto, non per lavoro, però ho ritrovato alcune cose che è un po' quella fobia soprattutto si sviluppa nel momento in cui si avvicina il ritorno. E per Giacomo diventa veramente importante il ritorno. Certo. E quindi anche questa forma maniacale di avere tutto sotto controllo. Ed esiste allora questa... Sì, esiste assolutamente. Anche su chi viaggia molto come te? Assolutamente esiste. Che hai un po' la paura di non riuscire a fare tutto per tornare. Allora, no? io quando faccio viaggi lunghi all'estero, 2 giorni prima di tornare a casa, mi faccio una lista di tutte le cose che devo fare. Ma nella lista di tutte le cose che devo fare, e questo è assolutamente maniacale, l'ultimo punto della lista è mettere le chiavi dentro la serratura di casa. Quindi, ma dai! Sì. Quindi mi scrivo proprio tutto l'elenco delle cose che faccio prima di partire, per non dimenticarmi niente.
faccio 3 volte il giro della stanza in albergo per cercare di capire se mi sono dimenticato qualcosa. E poi, per esempio, tutta la teoria di quello che succede in aereo, quindi uno si siede, ti portano il pranzo, che è un modo per passare il tempo, perché sei seduto esattamente così, hai una tavoletta, mangi la roba gelida e cattivissima. esatto, di guardare i film, cioè è tutto un rituale che si perpetua sia all'andata che al ritorno, però all'andata con uno spirito diverso, al ritorno con una sorta di rilassamento che subentra nel momento, per me, solo nel momento in cui l'aereo decolla. Quindi finché l'aereo non decolla io non mi rilasso, perché penso fino all'ultimo che arrivi il comandante a dire no, purtroppo guardate c'è un guasto, non possiamo partire, dobbiamo partire domani, e quindi però nel momento in cui l'aereo decolla uno si rilassa. Questa è la mia curiosità, perché No, ma io viaggiando per assolutamente. diletto però ho la stessa Speculato in forma, testa, del rientro, e vedo che anche chi viaggia, e dico sempre, chi viaggia molto sicuramente non ci penserà neanche a questa cosa, No, e invece c'è. c'è assolutamente. Ok. Certo. Posto che quando parte l'aereo mi aggrappo al sedile davanti come un gatto. Hai paura? Tantissima, e ogni viaggio ho sempre più paura. Detto questo, Invece me la vedere no, vai. nel momento in cui se ne va. dimmi tutto. Niente, volevo Dimmi spendere 2 parole su questo libro, sul mio approccio iniziale che ho avuto, che non è stato per niente positivo, perché vabbè, io non sono mai andata in India, però ho incontrato delle persone indiane e ho avuto un rapporto molto bello con queste persone. E niente, uno che mi scrive la volta in cui dissi che l'India è una merda, insomma, capirete che non era proprio il massimo per me. Tanto è vero che forse Alessandro se lo ricorda, non ho perso tempo, ho svenuto le ali il mio braccialetto indiano. Così. Però poi il tempo passa, sono andata al centro commerciale e ho visto c'era il tavolino con tutti i panda, così l'ho preso, l'ho girato, l'ho rigirato, ho letto, ho guardato tutto e alla fine l'ho preso. E poi l'ho letto e quello che voglio dire è che all'inizio sembra una storia abbastanza normale del classico italiano medio che parte, fa il suo viaggio, ha tutti i suoi fastidi per il viaggio, per la terra, e dopo un certo punto succede scatta qualcosa che cambia completamente e stupisce, insomma. È proprio esattamente imprevedibile. E alla fine ti è piaciuto? Sì. Meno male. E quello è l'importante. Se no lo tiravo indietro. Ti ringrazio. Bene. Qualcun altro? Una domanda? Domande, pareri, recensioni, Opere, opinioni. opinioni. Allora, ci fermiamo qua. Il libro è La volta in cui dissi che l'India è una merda. Le camere d'albergo hanno anche il campanello. Ovviamente la porta è chiusa La porta è ermeticamente, chiusa finché non comprate, non finché non uscite. comprate lì. Panda Edizioni, che è la meglio casa editrice del mondo. E ci vediamo la prossima volta con La volta in cui atterrai sulle locuste, sottotitolo Anche le oste surrano. Bravo, Grazie a tutti.